è stato lesso, intelligente, furbo, veramente un airone volante Otero che ha eccolo, rivediamolo, porta via il pallone e poi magari non alza più il piede attendendo l'uscita di Rampulla ed è calcio di rigore. Rampulla alzato leggermente. Vediamolo ancora, guarda come si allunga il pallone, ci arriva prima di Rampulla, toglie la palla al portiere e poi non si alza più ed è calcio di rigore. Lo salta. Calcio di rigore, Otero sulla palla, parte Marcelo, il tiro di Otero. Magistrale, portiere da una parte, sventola di rara potenza vicino al 7 dall'altra. Grande gol di questo uruguaiano, attenzione Del Piero, il cross, Lopez anticipa, grande sventagliata per Rossi, Rossi allarga un po', va al suggerimento basso, gol! Smorgita! Signori, ma questo Rossi è veramente strepitoso, ha fatto una progressione, poi l'ha messa un raso terra cui Murgita non poteva non segnare. Attenzione al gol, grande lancio di Otero, palla per Rossi che allarga sull'attacco di Pessotto, mette all'indietro un pallone su cui Murgita sceglie splendidamente la posizione, non dà scampo a Rampulla. 2-0. Otero Rossi, cosa da sogno. Esce Mendez su Vialli, tra gli applausi. Rossi, Viviani, Murgita, Rossi, cosa da far venire giù lo stadio. Rossi, Otero, non ci arriva. Strepitosa, questa è una squadra che quando ha spazi e gioca sulle fasce come sa, crea problemi a tutti, lo diceva Marco Ansaldo. È una squadra tignosa che rompe, stavo per dire una parolaccia, le scatole a qualsiasi formazione, ma quando parte in progressione crea. Ancora Rossi libero. Non ti dà spazio il Vicenza per giocare e questo gioca in un fazzoletto praticamente, ma recupera Maini. Maini, Otero, mamma mia, mamma che roba, Otero, Rossi, ma come gioca il Vicenza? Questa squadra che gioca un calcio strepitosamente bello, lasciatemi passare questo italianaccio, ma veramente un pubblico che la trascina in modo entusiasmante. Bergamo Messina di Bergamo richiama bene, palla che finisce in fallo laterale però. Del Piero, sbaglia Ravanelli, Maini, Jugovic in gesto di nervosismo, continua. Ha preso il pallone in mano Vialli prima che l'arbitro fischiasse, incredibile. Il coro è tutto per Francesco Guidolin, anche per lui, poi però Maini e Viviani commettono un errore, attenzione Ravanelli, gol! Ed è l'errore che il Vicenza paga carissimo. Meno di 3 minuti, no, quasi 2 minuti al termine del tempo regolamentare. Viviani va centralmente, Viviani esce con i piedi forse, c'è espulsione di Rampulla, c'è espulsione del portiere. Messina non ha visto niente e quando non vede fischia a favore della Juve. Fa bene il presidente Dalle Carbonare a protestare, perché no, quando non si vede non si può. È pazzesca questa decisione, perché non ha visto nulla e c'è anche il quarto uomo lì che poteva poi farlo vedere, il guardialine. No, mi spiace che Messina adotti proprio a tempo scaduto decisioni del genere. Fallo nettamente di Lombardo.
Sì, è quasi fatta, ma con quest'arbitro da tenere fino in fondo e recupererà ancora. Starcara uno sbaglio del genere. Era sulla palla. Anche la Juve se ne va Moggia dal terreno, battibecco tra Vialli e il presidente delle Carbonare, gran battibecco, viene fatto allontanare il presidente. Vialli è tornato con un tu per tu, botta risposta, e nel tunnel ci auguriamo non succeda alcunché. Ecco il tuffo, ecco il tuffo sotto la curva, vola il Vicenza che batte un'altra grande. Vola 29, ho perso il conto, ma quanti ne abbiamo? 29? Vediamo. Adesso guardo, mentre tu parli guardo la classifica, perché temo che siamo in zona UEFA stasera. Era Juve. Classifica 29 punti, ha superato la Roma.